Si tratta del primo master per la figura professionale di un manager delle crisi. In questi anni difficili di trasformazione, la Regione si è trovata a gestire moltissime crisi complesse aziendali, 84 solo negli ultimi 2 anni. Abbiamo riorganizzato la nostra Regione, abbiamo costituito una unità di crisi, ma ci siamo resi conto che c'è bisogno di professionalità specifiche nella gestione delle crisi, perché se da una parte vanno messi in sicurezza i lavoratori, dall'altra bisogna studiare delle misure che possano accompagnare nella difesa del patrimonio aziendale. Oggi quando una realtà va in crisi, un'impresa va in crisi, la prendiamo troppo tardi, non riusciamo ad anticipare la gestione di queste emergenze e alle volte si depaupera un patrimonio che è sociale, imprenditoriale, di storia di impresa, di nomi. E allora ancora una volta per primi, perché come Regione siamo impegnati in risposte pratiche, operative ed utili, ecco, noi abbiamo costituito, grazie alla collaborazione con il CUOA, il primo master per manager delle crisi, primi in Italia.